Maestro Scatolin, una domenica all'insegna della musica. Una domenica però dove ci sono anche tanti giovani che suonano. Dal suo punto di vista, quanto è fondamentale avvicinare le nuove generazioni alla musica anche classica? È fondamentale, è una cosa bellissima anche vedere qui nell'orchestra tante forze giovani. Questa è veramente una cosa che, che dà fiducia, ecco. E comunque bisogna pensare anche a un'altra cosa, che abbiamo bisogno di un pubblico giovane. E tante volte girando per il mondo io vedo tanti capelli bianchi nei teatri. Adesso bisogna lavorare anche per portare i giovani ad amare anche la musica classica, non solo il pop, il rock, che è più facile ed è più diretto, ma ci sono questi capolavori che vale la pena di essere conosciuti da tutti, insomma. Per quanto riguarda la parte di far conoscere al pubblico certe opere, lei oggi cosa farà conoscere agli spettatori? Suonerò il concerto in Re maggiore per chitarra e archi di Antonio Vivaldi. Vivaldi è stato anche protagonista di un recente film Sì, sì, al cinema. sì. Quanto questa figura resterà intramontabile e suscita ancora tante emozioni musicali, a suo avviso? Antonio Vivaldi rimarrà sempre nella storia. Pensi che le sue stagioni, per esempio, è ancora il disco più venduto al mondo. Non c'è pop, non c'è nessun disco che abbia venduto più di, delle quattro stagioni di Vivaldi. Pensi che la prima edizione fatta dai musici verso non so, negli anni 50, la prima incisione vendette 25 milioni di copie. Cioè, pensi adesso tutti quelli che hanno continuato a incidere le stagioni, cioè, facciamo le somme, è un numero infinito.